Nel giorno in cui gli occhi di tutto il mondo sono rivolti a Milano Cortina, i Sainz Milano fanno visita all'LDFC. Non ci sono i cerchi olimpici, ma siamo sicuri che non mancherà lo spettacolo offerto da questo incredibile sport. Buon pomeriggio amici del grande futsal da Enrico Longo, questa è LDFC Sainz Milano, il 18° turno del campionato di Serie A2 Elite di calcio a 5. Arriva il fischio del direttore di gara, giù il gettone, divertiamoci. Dragone la nasconde, ancora Dragone. Poi va da Cerbone che prende la mira. Si oppone Solosi, dall'altra parte c'è già Wilde che conclude. 2 contro 2 con Dos Santos. Ritorna Sampaio, la nasconde Dos Santos che poi prova ad andare. Giocata nel frattempo di Dos Santos che va da Sorbo. Ma persiste ancora l'equilibrio. E nel frattempo da fuori Dos Santos. Riesce a salvarsi però i Sainz Milano. Wilde ancora con la grandissima giocata del numero 13. Solosi per Mateus. Ancora controllo impeccabile da parte del 9 che poi si presenta davanti a Lamberti. La controlla ancora il brasiliano. Poi avanza e sfida Sampaio. Si accentra Dos Santos e la porta sul sinistro. Poi in mezzo per il tocco vincente di Andy Dragone che apre così la disputa. E 1-0 tra LDFC e Sainz Milano. Che fa vedere ancora grandissime cose, poi sfida tra numeri 8, la palla nel frattempo non è uscita, Marazzi va sul secondo palo, dove Wilde non può fare altro che insaccare il gol del pareggio e di nuovo tutto in perfetta parità e 1-1. Per il Sainz Milano ha segnato per il numero 13, 1 contro 1 con Wilde, cambia poi fronte, va da Dos Santos, 1 contro 1 con Marazzi su questo lato. Ancora il solito movimento di Dos Santos per Dragone, Sandri sterza, non trova lo spazio per passare, Wilde gliela soffia, ancora Wilde, 1 contro 1 con Sandri, ancora Wilde, serie di fit, se ne va Wilde. Sorbo non perde tempo, la mette giù, Dos Santos in buca per Cerbone che ci prova di tacco e trova lo spazio per far male. Per la seconda volta nel pomeriggio l'LD rimette la testa avanti e 2-1. Sorbo tra le linee per Cerbone che viene anticipato De Stefano, quindi Mateus che ha lo spazio, che parata di Lamberti! Mentre la palla era uscita precedentemente, recupera subito però l'LD con Sorbo, altra parata splendida di Solosi in uscita. Ad evitare la palla persa Sandri, ben posizionato, fa sportellate Cerbone che poi va da Sorbo, che ringrazia per il cioccolatino il compagno di squadra e mette dentro il gol del 3-1. Il gol dell'LD ha segnato con il numero 39 Francesco. Ancora Cerbone, gran palla per Sorbo, ancora una volta il tandem stava creando dei problemi importanti e poi si corre già dall'altra parte con Francesco Sorbo che controlla, tocco sotto, mamma mia che gol che ha fatto Franceschino Sorbo e 4-1. Sono adesso sul più 3, 4-1. Dragone ancora! De Stefano, Wilde. Dragone in precisione in fase di costruzione, Dragone 2 volte! A segno ancora Andy Dragone! Doppietta personale anche per il numero 8 dell'LDFC. In fase di non possesso Solosi, Wilde prova a girarsi, ancora Sainz Milano, ferma tutto Lamberti, rimane fuori Solosi, Dos Santos quindi prova ad andare dall'altra parte, va da Sandri che mette il 6-1 a Referto, punteggio tennistico al Palasport di Caramagna Piemonte. Proprio con Cerbone che fa un velo per Sandri che se la accomoda molto bene, ha capito però tutto Solosi che poi va da Wilde, prova a sfruttare anche qualche imprecisione per continuare a graffiare nel frattempo, gran parata di Lamberti che poi prova a concludere da fuori, 10 secondi esatti. Dos Santos la tiene lì,
Wilde ne recupera un'altra e poi praticamente vuole concludere sulla sirena. Para ancora Lamberti, suona proprio in questo momento la sirena del Palasport di Caramagna Piemonte, sirena che sancisce un'altra vittoria importante dell'LDFC, questa volta sui Sainz Milano. Termina 6-1 questa 18ª giornata del campionato di Serie A2 Elite Girone A. Un saluto e un ringraziamento a voi tutti da parte di Enrico Longo. Rimanete collegati per non perdervi nulla del grande futsal nazionale sul canale YouTube della divisione Calcio a 5.